Leri leri lerumboi rinnie, leri leri lerumbori enda, leri leri lerumboi rinnie, leri lerumbori leri. Sono in arrivo ad Oroseiti, in provincia di Nuoro, in questo paese che dà il nome all'omonimo golfo, e lo sto facendo alla grande a bordo di un'auto straordinaria. Infatti questa è una 509 del 1929. Vi dico solo che la famiglia Agnelli ne regalò una proprio come questa al grande vate, il poeta Gabriele D'Annunzio. Bene, a me non l'hanno regalata purtroppo, ma mi hanno fatto il grandissimo onore di prestarmela per fare questo arrivare nel cuore del paese. In questo paese, allora vediamo un po' se riesco anche a fermarla. Benissimo! Ce l'ho fatta, è un grande successo in questo paese, dicevo, e in questa Sardegna che ha voglia di dare voce alle proprie tradizioni e alla propria storia. E le tradizioni della Sardegna e di Orosei passano attraverso le emozioni che ci regalano i concordo e tenore di Orosei, che in questo momento stanno cantando Zunninno. Questo è un canto tradizionale, un canto religioso, ma pensate che loro ne hanno uno ad hoc per ogni momento dell'anno, che sia appunto una festività religiosa oppure laica. Io li interrompo brutalmente solo per farveli vedere veramente e farvi i complimenti. Io vi ringrazio per questa calorosa accoglienza, mentre vedo che mi sta già aspettando la nostra Luisa. Ciao Luisa, è stata un'accoglienza bellissima, ma sono anche certa che tu, che sei una guida turistica, non a caso mi hai dato appuntamento proprio qui davanti a San Giacomo, che è anche il patrono di Orosei. Che viene festeggiato il 25 di luglio, dove tutta la comunità partecipa attivamente a questa festa, calorosamente e attivamente. Quindi la chiesa di San Giacomo sorge in età romanica, quindi diciamo XI secolo, però quello che noi oggi apprezziamo è il frutto di vari rifacimenti che sono stati fatti nel tempo. Questa bellissima chiesa così importante per la città di Orosei è stata anche inserita all'interno di un circuito internazionale, vero? Assolutamente sì, il circuito del pellegrinaggio di Santiago di Compostela, cioè tutte le chiese che hanno come santo titolare San Giacomo, che ha una provenienza spagnola, sono state inserite in questo circuito. E ha molto a che fare anche con l'origine di questo paese, perché questa è una zona di tradizione antichissima, non a caso qui intorno si trovano ancora testimonianze nuragiche, ma i primi documenti che ci raccontano del paese di Orosei risalgono al 1100 e parlano proprio di questa chiesa. I primi documenti che risalgono appunto all'età medievale, rivelano di questa crescita di nuclei abitativi intorno a questi poli. Uno era un polo religioso, cioè la parrocchiale, la chiesa di San Giacomo, l'altro era una sede amministrativa, cioè la curia regni, che sorge in un'area leggermente distante dalla parrocchiale. La raggiungiamo? Ok. Quest'alto edificio in pietra è conosciuto come l'antica prigione, ma non è sempre stata una prigione. Infatti tra il 1000 e il 1100 nasce come sede del giudicato. Ma che cos'è il giudicato? Allora, la Sardegna appunto nell'anno 1000 si divide in stati giudicali. I giudicati sardi sono quello di Gallura, quello di Cagliari, Calaris, di Arborea e quello di Torres. Quindi e Orosei di che cosa faceva parte? Faceva parte del giudicato appunto di Gallura. E quindi erano delle autonomie? Erano delle autonomie, sì. E questa era la loro sede? La sede amministrativa, curatoria. Perfetto, a questo punto abbiamo conosciuto i due luoghi cardine della storia di Orosei. Io ti saluto perché a questo punto vorrei intrufolarmi in un cortile. All'interno dei cortili delle antiche case nobiliari che si cingevano di alte mura per proteggersi dalle incursioni saracene, che qui sono continuate fino al 1800, oggi vediamo rivivere gli antichi mestieri, come quello dell'intagliatore. Vediamo Marco con le sue sapienti mani che sta scolpendo e intagliando mobili di grande prestigio, e poi mestieri particolari come quello di Gino, che concia le pelli di pecora per vestire i maimones. Buongiorno signori maimones. Buongiorno. Gino, buongiorno. Salutavo i tuoi maimones, ma chi erano questi maimones? Questi maimones non erano altro che delle persone, diciamo così, agresti, che giravano nella campagna e che si vestivano così per far vedere la loro forza, la loro irruenza. Ma è vero che erano talmente forti che trainavano i carri? Sì, adesso in questo momento non ce l'abbiamo qua, però c'è un carro proprio loro di proprietà esclusivo
che andava tirato da 2 Maimones e con un terzo Maimones che veniva là come riserva, diciamo così, del traino. E questa fisicità bestiale veniva sottolineata da questi abiti, questi manti di pecora, addirittura il cappello con le corna proprio. Sì, sì. E tu le realizzi ancora oggi questi abiti per mandare avanti una Sì, tradizione? è una tradizione che mi auguro che duri ancora a lungo. Non ti voglio disturbare ancora, ti lascio lavorare perché qui ci sono altre sorprese in questo cortile. Grazie. Un altro angolo di cortile, buongiorno. Ciao. Andrea, sempre intento a lavorare con i tuoi cesti rigorosamente realizzati con... Che cos'è questo? Che materiale è? Sono dei materiali che trovo lungo il fiume Cedrino, che sono canne, lacustri, sono dei salici e questo è anche l'olivastro. Ecco, so che tu hai imparato per passione a fare cesti come questi da un vecchio signore di Orosei che insomma si è prestato e ti ha insegnato. E lui diceva di non saperli fare, che non sarebbe riuscito a insegnarmela, invece... Senti, ma questi contenitori per Orosei, per la Sardegna in generale, comunque in passato sono stato tutto, nel senso che qualunque contenitore servisse, insomma, si utilizzavano questi materiali. Con la globalizzazione sì. Le cose sono un po' cambiate. La gente ormai non si accontenta più di questi contenitori, vuole altri tipi di contenitori. Secondo me rimane il contenuto però di chi apprezza queste cose, di chi le vuole continuare a portare avanti, di chi, mettendoci solo passione, investe il suo tempo in queste cose. È così importante il contenuto più che il contenitore, che io voglio mostrare un oggetto che più di altri simboleggia quanto futuro ci sia in questi oggetti, una culla, chissà, forse per i tuoi nipoti o per altri bambini. Comunque ci piace pensare che in questa culla possano continuare a crescere ancora le tradizioni della Sardegna. Da un cortile all'altro sono arrivata nel complesso monumentale di Sant'Antonio, con la sua chiesina ma anche con le sue piccole case, un tempo sanatorio e ancora oggi abitate, ma soprattutto con la torre, una torre d'avvistamento che serviva a tener d'occhio le incursioni dei Mori e dei Saraceni. Tra storia e leggenda si racconta che nella notte del 6 giugno del 1806 un tale Tommaso Moiolu si accorse di un'incursione saracena. Prima affrontò il nemico da solo, riuscendo a rallentarne l'avanzata, poi avvisò tutti gli abitanti di Orosei. Le donne e i bambini arrivarono qui e si rinchiusero nella torre, mentre gli uomini si armarono e riuscirono a sconfiggere il nemico, i Saraceni appunto, e così vissero felici e contenti in questa che sembra davvero una favola sarda, e forse un po' lo è, e noi continuiamo a viverla insieme.